Seguendo il racconto dell'Evangelista Marco, da domenica scorsa a questa 25esima domenica del tempo ordinario saltiamo di fatto un intero capitolo. Arriviamo verso la fine del capitolo 9 e ascoltiamo il secondo annuncio della passione. L'Evangelista Marco ha strutturato il suo racconto in un modo semplice e dopo che Pietro ha riconosciuto Gesù come il Cristo, inizia la seconda parte che coincide con il viaggio verso Gerusalemme, verso la meta dove ci sarà la glorificazione del Cristo, la sua morte in croce e la sua risurrezione. Questo itinerario verso Gerusalemme è scandito da 3 annunci della passione. Lo si trova al capitolo 8, al capitolo 9 e al capitolo 10. Ogni capitolo è segnato da una di queste profezie e ogni volta che Gesù annuncia quello che gli capiterà, si trova davanti una reazione strana dei discepoli, una reazione che non comprende, che non vuole accettare, che fa in modo opposto a quello che Gesù aveva di fatto indicato e consigliato. Abbiamo già ascoltato come dopo il primo annuncio Pietro prenda in disparte Gesù e lo rimproveri. Ma Gesù lo chiama Satan, sei un ostacolatore. Così nel brano proposto in questa domenica, dopo che Gesù ha ripetuto l'annuncio fondamentale, parlando di sé col termine figlio dell'uomo e annunciando che sarà consegnato nelle mani degli uomini, i quali lo uccideranno malamente, i discepoli si chiudono in un silenzio preoccupato. Non parlano con Gesù, ma parlano fra di loro. E quando arrivano in casa, a Cafarnao, l'Evangelista con abilità narrativa mostra una specie di interrogatorio da parte di Gesù. Li ha sentiti che chiacchieravano alle sue spalle. Di cosa parlavate lungo la strada? Commentavate il mio imminente destino di morte? No, quelli si vergognano a dirlo, ma alla fine devono ammetterlo. Avevano discusso chi fosse il primo, il più grande fra di loro. Discutevano su precedenze, sull'importanza umana. Hanno capito che cosa sta dicendo Gesù? Si rendono conto dove stanno andando? No, non se ne rendono conto. Hanno in testa una loro idea, hanno in testa una loro fissazione. Sono convinti di andare verso l'inaugurazione di un regno umano e si stanno disputando le cariche, le varie onorificenze, e ognuno doveva avere qualche merito da avanzare, ritenendo di essere più importante dell'altro. Gesù sconvolge il loro modo di pensare. All'incomprensione fa seguito la catechesi. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. È un annuncio morale, è un invito paradossale a capovolgere la situazione. Se vuoi essere il primo, se vuoi essere il più importante, diventa il servitore. Il modello è il Cristo. È Lui che bisogna seguire e imparare a fare come Lui. In questo caso Gesù prende quasi come una parabola vivente un bambino che viene messo nel mezzo
e abbracciato da Gesù diventa il modello. È l'atteggiamento del debole, del povero, il bambino in quanto una persona che non ha voce in capitolo, a cui si dice stai zitto tu perché sei piccolo. Nell'antichità non avevano diritti, non godevano di nessun prestigio o di nessuna importanza o tutela. Il bambino, tanto più un orfano, è alla mercé di chiunque, non è difeso da niente, da un punto di vista sociale, politico, economico, non ha nessun prestigio, non conta, non vale. Ecco, questo è il modello, è lui il Messia. Il Messia diventa un piccolo fra i piccoli. Accogliere il Messia vuol dire avere un grande rispetto per i piccoli, cambiare la mentalità umana politica prepotente per accogliere la debolezza e valorizzare l'umanità anche se è debole. La prima lettura propone un testo splendido, splendidamente negativo, elaborato con abilità letteraria, ma per mostrare il pensiero negativo dell'umanità malvagia. Il libro della Sapienza, da cui è tratto, è un testo scritto direttamente in greco e nato nell'ambiente giudaico di Alessandria d'Egitto, nel I secolo a.C. In questo capitolo 2 si mettono in scena i ragionamenti degli empi, cioè di persone prepotenti che non hanno nessun rispetto né di Dio né degli uomini e odiano, disprezzano una persona onesta, la sentono come pericolosa per la loro vita e quindi progettano ad alta voce di eliminare il giusto. Perché una persona onesta, una persona giusta all'interno di una struttura sociale corrotta dà fastidio, è di rimprovero, è una contestazione, semplicemente col suo modo di essere onesto mentre gli altri sono corrotti. Gli empi progettano, mettiamolo alla prova, condanniamolo, eliminiamolo, torturiamolo. Vediamo se Dio lo aiuta. Si è proclamato figlio di Dio. Allora, visto che questa persona per bene si fida di Dio, noi trattiamolo male. Sfidiamo Dio, vediamo se Dio verrà ad aiutarlo. È il quadro del male che sta affrontando la rivelazione stessa di Gesù Cristo. Ed è un modo per evidenziare la sua strada nonostante tutto il male ci possa essere. Il Signore sostiene la mia vita, diremo al Salmo, un salmo di lamento di un povero perseguitato. Nonostante tutto il Signore sostiene la mia vita. Gesù ha ragione, la via del bene è quella giusta, i discepoli devono seguirlo, non prendere la strada della prepotenza umana. E l'Apostolo Giacomo, in un altro passo della sua lettera, ci invita ad accogliere la sapienza che viene dall'alto, cioè il modo di pensare pulito che è di Dio, che supera le divisioni, le gelosie, le contese, le guerre, le liti, le polemiche. La nostra vita è fatta di tante cose brutte, proprio per una aggressione vicendevole, dove l'altro è considerato nemico e c'è da combattere contro l'altro. La sapienza che viene dall'alto, invece, libera e dà tranquillità. È la sapienza di Gesù, è quella che i discepoli devono seguire, abbracciandola come si abbraccia un bambino.